Sono due impegni ai quali non mi sottrarrei, magari posso farli entrambi. E forse questo è il momento chiave della risposta del presidente della regione Massimiliano Fedriga ad una domanda che gli chiedeva se il prossimo anno la sua strada sarà quella di guidare la città da sindaco o quella di mettersi ancor più al servizio della Lega. La scena è la presentazione del prossimo numero di Yes con Fedriga, dialoga il giornalista Giovanni Marzini. È un problema che parla al cuore, ha risposto Fedriga. Se dovessi scegliere cosa mi piacerebbe fare dal punto di vista operativo, sceglierei Trieste. Però sulla decisione di Fedriga peserebbe anche essersi iscritto alla Lega da quando aveva 15 anni ed essere cresciuto politicamente nel Carroccio. Peserebbe anche, forse in maniera preponderante, l'esperienza da presidente della regione. In questi anni, ha spiegato, ho avuto grandi soddisfazioni perché in un ruolo operativo puoi concretizzare la tua visione. È chiaro però, ha aggiunto Fedriga, che se la mia forza politica avrà bisogno di me, non potrò negarmi. Dunque, se interpretiamo correttamente, Fedriga non escluderebbe di poter fare il sindaco di Trieste e il vice di Salvini alla guida di una Lega da riconsiderare quantomeno. Un impegno di Fedriga quale prossimo candidato sindaco toglierebbe più di una castagna dal fuoco in casa centrodestra ed è salutato più che positivamente dal sindaco di Piazza che in queste settimane a più riprese aveva indicato in Fedriga il proprio successore. Mi fa molto piacere, è un trionfo per la città perché con uno come lui e con quello che abbiamo preparato al Porto Vivo, eccetera, eccetera, diventa qualcosa di straordinario. Speriamo che succeda. Massimiliano è una grandissima persona, basta vedere le classifiche che ha a livello nazionale, per cui sono molto soddisfatto. Beh, io sono sempre ottimista perché ti ricordo sempre che sono tanti anni che vinciamo a Trieste. Resta da vedere l'effetto che l'apertura di Fedriga avrà in campo avverso.